La discesa è appena cominciata, si riparte da 6, si arriva ovviamente a 1. L'epilogo non può che essere dolce per chi vince, amaro per chi perde. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cambuca, ben trovati allo stadio Gurrera di Sciacca per la sfida che mette di fronte Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri, prima gara del triangolare di semifinale del campionato regionale Juniores Under 19, che ha giocato le fasi finali in particolare, mentre intanto attenzione a questa giocata, area di rigore, il servizio per il tiro alto sopra la traversa da parte di Graci, prima palla gol della partita. Qui intanto bel palleggio da parte di Pecorino che si è chiaramente ripreso, poi conclusione e palla che finisce in fondo al sacco, un gol straordinario che porta in vantaggio l'Unitas Sciacca, 1-0 il punteggio. Romano per Sheriff, prova a portare a spasso il pallone agli avversari, poi propone questa palla in mezzo, rimbalza davanti a Pellegrino, poi lo Gerfo, conclusione alta sopra la traversa, ci ha provato qui lo Gerfo. La battuta sul secondo palo, colpo di testa, palla che si perde alta, dovrebbe essere stato Dasaro. Scarico indietro, Pecorino, controllo non perfetto, Sheriff gli porta via il pallone, sta provando ad accendersi il 10, che adesso verticalizza per Pellegrino, posizione regolare, Pellegrino, paratona da parte di Di Maggio, calcio d'angolo. Non tantissimo ancora in area per l'Unitas, pallone sul secondo palo, colpo di testa, palla che sbatte sul palo e poi si perde fuori. Lo Gerfo la tiene, poi cerca la traccia in verticale, questa è una gran palla per Birzì, l'uscita da parte di Di Maggio che rimane anche a terra, senza commettere fallo ancora dal numero 8 di casa che sbaglia ancora però. E allora Colline, palla lisciata di testa, c'è Sheriff, area di rigore, Sheriff, la parata di Di Maggio, ancora Sheriff, serie di rimpalli, la palla messa fuori dalla difesa dell'Unitas, ma che occasione ha avuto la Don Carlo qui con Sheriff. Arrivano adesso le torri in casa Unitas, la palla sul secondo palo, colpo di testa, fuori di pochissimo, ad un passo dal raddoppio l'Unitas. Verticale, Tomasi di testa per Graci che può andare, area di rigore, Graci, la palla messa in mezzo, c'è il velo che va a servire Gulino, sopra la traversa, erroraccio qui del 10. Scatta a Reggia, pressato, rischia di perderla, alla fine la perde, e allora attenzione al tentativo dalla distanza, il 2-0 lo firma Gulino, straordinaria giocata, ancora un gol capolavoro e il gol del 2-0 per l'Unitas Sciacca contro i Mamertini lunedì. E intanto colpo di testa, palla fuori, subito pericoloso la Paglia, va in avanti Graci in area di rigore, c'è Di Perna, la palla è per lui, spalla alla porta Lotto, lo scarico, Milioti, può essere zona tiro, la palla però gli rimane bloccata, ci prova lo stesso Milioti, palla fuori non di molto, applausi. Cipo di Dispezio, poi lo Gerfo, attenzione qui lo Gerfo, la sgomitata sotto gli occhi del direttore di gara, termina anche in 10 la Don Carlo, espulsione per lo Gerfo. Allora prova a scattare Graci, viene fermato da Dispezio, ma per l'arbitro può bastare così, finisce la partita, vince l'Unitas Sciacca che dunque sconfigge i campioni in carica della Don Carlo Misilmeri per 2-0.